Siamo all'epilogo del primo dei vari capitoli di questa triste e annosa vicenda che ci ha sempre interessato. Primo epilogo in Cassazione che si è chiuso con una condanna, adesso diventata definitiva, 2 anni e 6 mesi per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato prima e poi direttore generale di Veneto Banca, 6 mesi in meno rispetto alla sentenza di secondo grado, perché alla fine è rimasto in piedi solo il reato di ostacolo alla vigilanza nei confronti della Consob e non della Banca d'Italia, confermati sia l'annullamento della confisca, disposta in primo grado di oltre 221 milioni di patrimonio personale, sia l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, una pronuncia definitiva che certo non spegne quella che lo stesso Stefano Trubian, avvocato di tanti risparmiatori, definisce sete di giustizia, che potrebbe trovare invece parziale soddisfazione nel terzo troncone processuale, quello per la bancarotta, che inizierà con l'udienza preliminare fissata in tribunale a Treviso a metà giugno e che vede altri indagati oltre a Consoli. Le costituzioni, sembra assodato, non potranno riguardare i danni economici diretti, per quello c'è un altro procedimento aperto, nello specifico contro la società di revisione dei conti a Roma. Non tutto però è perduto. Ma ci sono dei danni diversi, penso al danno morale, ma non solo, che sono patrimonio del singolo soggetto che si ritiene danneggiato e che a nostro avviso possono essere fatti valere in quella sede. Quindi chiederete i danni morali, questo ce lo può... Chiederemo di essere ammessi parte civile per i danni diversi sicuramente. Insomma, quella bancarotta con la procura trevigiana che contesta un buco monster da oltre 300 milioni di euro avrebbe provocato un nocumento che va ben oltre il dato finanziario. Sono previste centinaia di costituzioni, gli uffici legali sono al lavoro. Credo sia un dovere sociale a fronte di questa piaga che ha interessato il nostro territorio arrivare ad una verità processuale che sia quanto più possibile sovrapponibile a quella reale dei fatti che tutti noi abbiamo, ahimè, tristemente osservato.